Prima edizione, buona domenica a tutti, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Partiamo puntuali alle 12, saremo insieme fino alle 13:30. Purtroppo partiamo già con una prima notizia di cronaca. Il fatto risale a questa mattina intorno alle 6:30. C'è una persona deceduta di 56 anni di cui ancora non sono state rese note le generalità. Le immagini che state vedendo arrivano dalla nostra Edica Liman, che è stata sul posto. Siamo a San Vendemiano, una tragedia della strada proprio nel giorno dedicato alle vittime della strada. Un 56enne che stava transitando lungo la Cadore Mare in sella al suo scooter è stato travolto da un'automobile centrato in pieno, è stato sbalzato sulla strada. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'incidente dunque tra un'automobile e uno scooter che è costato la vita all'uomo alla guida dello scooter. Ricordo, 56 anni, impatto violentissimo sul posto, ci sono i carabinieri. I carabinieri con una pattuglia da Susegana per gestire il traffico sul luogo dell'incidente ed eventualmente anche fare i rilievi del caso. Purtroppo ancora le generalità dell'uomo deceduto non sono state rese note, è stato sbalzato sulla strada ed è morto sul colpo. La cronaca ci porta poi ancora a parlare dei furti. Sono notizie che vi stiamo dando ormai da quando è cambiata l'ora, praticamente sono furti o tentati furti che quotidianamente denunciate, sono vittime chiunque. I ladri arrivano nelle case già all'imbrunire, quindi alle 5 alle 6 della sera, e spesso entrano anche con le persone in casa. Gli ultimi in ordine di tempo tra Cavaso, Cavrie e Cordignano. Coraggiosa, in quel momento mi sono sentita di urlare, di farli scampare, sì. Cioè, se loro ritornavano indietro, cioè, io ero da sola, va bene, ero con i miei cani dentro sul giardino, sì, non so cosa che succedeva in quel momento. Non ha avuto paura questa residente di via Valdrigo a Cavriè di San Biagio di Callalta, che alle 6 della sera si è trovata a pochi passi da 4 uomini che stavano passando in rassegna le abitazioni della zona. 2 erano senza lo zaino e 2 avevano lo zaino, che quelli che hanno saltato per ultimi era quelli con lo zaino, che facevano anche fatica a saltare la ringhiera. Di casa in casa i ladri hanno lasciato traccia del loro passaggio, come su questa finestra al piano terra di una villetta, incuranti di luci accese e dei proprietari. Eravamo tutti in casa, sia io di sopra che i miei genitori giù, e ho sentito la mia vicina di casa che appunto era in strada, che chiamava, che diceva, parlava forte, insomma, e non capivo, e l'attimo gli ho chiesto cosa è successo e mi fa: ci sono i ladri, erano a casa tua. Quindi per un soffio non se li hai trovati davanti? Esatto. Un bello spavento. È una brutta storia. Sì, un spavento grande che insomma non si augura a nessuno. I ladri entrano anche nel cortile della casa accanto e poi di un'altra ancora. È qui che scatta pure il sistema di allarme. Solo così i delinquenti cambiano definitivamente aria. Ma in tutta la Marca è uno stillicidio di segnalazioni come a Cavaso del Tomba. Il video pubblicato sui social si riferisce a una visita notturna, un estraneo che tenta di entrare in un'abitazione di via Vettorazzi alle 3 del mattino e che cambia idea solo sentendo l'abbaiare del cane all'interno. Ladri in azione a Possagno con il comune che via social ha riferito di un furto in centro, dicendo di fare attenzione. Io sono una incazzata nera, sì, io non posso vivere più in casa mia perché te vedi che vengono proprio a violarti la tua privacy. Intanto a Marano Vicentino è stato arrestato dai carabinieri uno dei ladri in fuga che si sono schiantati con l'auto contro un albero, ferito il conducente ed un passante. In tema furti andiamo nel Vicentino. E ancora caccia all'uomo nell'Alto Vicentino per intercettare il secondo ladro sfuggito alla cattura dopo un rocambolesco inseguimento ieri sera da parte dei carabinieri nel comune di Marano Vicentino. I militari avevano infatti predisposto un controllo straordinario della zona proprio per contrastare la raffica di furti segnalata ultimamente in quest'area. Numerosi tentativi dei malfattori, quasi sempre provenienti da fuori provincia e regione, di introdursi nelle ore più buie in aziende e abitazioni, soprattutto delle aree più isolate. Ieri sera verso le
19:30 in via Europa una pattuglia delle Gazzelle ha intimato l'alta ad una Mercedes di grossa cilindrata di colore rosso già segnalata per furti in abitazione nelle zone di Cogolo del Cengio e Piovene Rocchette. Le targhe del veicolo erano state rubate poco prima a Velodastico ad un SUV parcheggiato in centro. Il conducente della Mercedes, anziché fermarsi, ha schiacciato l'acceleratore cercando di guadagnare la fuga, sfrecciando a forte velocità nonostante il traffico serale di vetture passanti. Io solo ho sentito una macchina passare velocissima e subito dietro la polizia passare veloce, non ho sentito altro. La fuga si è conclusa drammaticamente in questa rotatoria. Il conducente ha perso il controllo del mezzo impattando contro un albero, travolgendo un passante e finendo sulla siepe nei pressi del supermercato. L'autista è rimasto ferito e imprigionato nell'abitacolo. Il complice è riuscito a fuggire a piedi. Il ladro, un 25enne straniero, una volta liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, è stato ricoverato. Posto in arresto dai carabinieri, è ancora piantonato in attesa dell'udienza di convalida. Ferito anche il residente. Gli amici che abbiamo incontrato sono ancora sconvolti per quanto accaduto. Adesso sta meglio, ma ha la gamba rotta, dei punti, 3 punti nella gamba, e ha detto fermo, insomma. Cosa le ha raccontato? Tanta paura, sta preso un spauracchio, insomma. È successo ancora? Sono zone tranquille? Com'è questa zona? No, qua è tranquillo di solito, ma i pazzi ci sono dappertutto al giorno d'oggi, ormai bisogna aver paura di tutto. Abbiamo praticamente visto quasi in diretta quello che è successo, anche perché qualsiasi persona poteva essere là al posto, insomma, suo, quindi... I militari hanno poi rinvenuto e sequestrato nella Mercedes arnesi da scasso e passamontagna, non solo, anche monili in oro, orologi di pregio, tra cui alcuni Rolex per un valore di 75.000 euro, oggetti rubati che sono già stati riconsegnati ai legittimi proprietari. C'è l'indagine lampo dei carabinieri della radiomobile di Belluno per l'individuazione degli autori di 4 furti messi a segno in altrettanti supermercati nei giorni scorsi, uno a Feltre e 3 a Belluno. Si tratta di 3 persone dell'Est Europa, 2 donne e un uomo, fermati durante un posto di controllo in città in via Caduti 14 settembre 1944. Nel bagagliaio dell'auto i militari dell'Arma hanno recuperato 4 borsoni della spesa, zeppi di merce di vario genere, tra cosmetici, prodotti per l'igiene e genere alimentare, dai quali è stato rimosso l'antitaccheggio, valore circa 3.000 euro. I prodotti sono stati riconosciuti dai titolari dei negozi e per i 3 è scattata la denuncia a piede libero per furto. Allora, in tema di furti non possiamo non avere qui con noi in questa sede Christian Demma, che saluto e ringrazio davvero cortesemente per averci raggiunto, l'anima dell'associazione Furti in Corso, associazione che tra l'altro lei, Christian, ci ha appena raccontato che come dire, fa nuovi iscritti ogni giorno di più. Le ultime richieste? Ma negli ultimi 3 giorni nel gruppo Facebook abbiamo 2.400-2.500 richieste di iscrizione nel gruppo, quindi è stata veramente un exploit incredibile. Infatti devo dire a tutti di avere pazienza, perché devo passare profilo per profilo, no, all'interno della conta degli iscritti. Allora, puro volontariato, un gruppo in cui sostanzialmente le persone cercano sostegno, denunciano furti, raccontano quando succedono, quando li vedono, scrivono su questo gruppo in modo da vedere, capire se ci sono testimoni, se i ladri sono passati anche da un'altra parte. Insomma, si riesce anche tra l'altro attraverso queste voci di mappare il movimento dei ladri. Intanto, perché questi 2.400 nuovi? Cioè, perché la gente cerca vuole entrare in furti in corso? Allora, io dico sempre che piaccia o meno, oggi la piazza delle città è il Facebook piuttosto che qualsiasi altro social che possiamo dire, non fa pubblicità mancherebbe, però è quello più conosciuto. E quindi quella è la piazza. È brutto che non ci sia più la condivisione tra persone vis-à-vis, però in realtà è così. E quindi la gente ormai ha capito l'utilità di questo gruppo Facebook e entra sempre di più, poi col passaparola, perché molto spesso capita che la gente sa nella via che c'è il ladro, torna a casa un po' prima e riesce a proteggersi da questo, no? Quindi addirittura uno mi raccontava ieri l'altro che è riuscito a capire che c'erano i ladri proprio dal social che erano di fronte a casa.
quindi oggettivamente... In che comune stiamo parlando? In questo comune è il comune nostro di Roncaglio, dove in realtà abito io, stavo facendo un lavoro a casa di questa persona, mi ha raccontato, mi ha detto guarda Cristian, ti ringrazio dal vivo perché in realtà ho saputo che di fronte a casa mia stavano facendo i furti i ladri e quindi io subito sono andato giù, ho chiuso tutto, perché purtroppo ogni tanto c'è anche, diciamo, un po' la voglia di essere un po' troppo sicuri, no? Quindi non chiudere magari ancora le porte e via, che si dovrebbe fare in questo periodo sempre. Però è per quello, cioè si cerca un po' di condivisione anche proprio psicologicamente del fatto. Voi come Furti in Corso questa escalation di autunno l'avevate prevista già quest'estate, come mai? È brutto dire che abbiamo ragione, perché nel nostro campo mi piacerebbe sempre sbagliare. Purtroppo invece già quest'estate, che era stata un'estate veramente incredibile di furti, perché ricordiamoci che sia i vostri servizi che sui giornali e sul gruppo Facebook era un disastro, avevamo detto se questo è il preavviso dei furti, figuriamoci poi cosa succederà appena arriva l'imbrunire con ottobre-novembre. E purtroppo così è stato, perché stiamo vivendo un momento in cui ogni santo giorno abbiamo decine di furti, tentati furti, o gente che con le telecamere vede le gente in giardino che viene a scavalcare. Quindi diciamo è una situazione, io chiamo imbarazzante in questo momento. Allora, una situazione imbarazzante, e noi abbiamo sentito il nostro Christian Arboit nel servizio che avete appena ascoltato parlare di stillicidio. Ce lo conferma? Perché lei, da quanti anni c'è Furti in Corso? Quasi 10 anni ormai. Lei sì. ha un po' il termometro della storia, Sì. della microcriminalità nella Questa Marca escalation Trevigiana. continua che va sempre più Che su. cosa è successo in questi 10 anni? Cosa è cambiato? Ma secondo me è cambiato intanto la sensibilità delle persone, è cambiato tutto il mondo giustizia, perché ricordiamoci che nell'arco di questi ultimi anni molte riforme hanno creato più libertà ai ladri, no? Mi ricordo la depenalizzazione con il governo Renzi, la riforma Cartabia, e purtroppo anche la riforma Nordio nuova ha creato veramente dei buchi giuridici per liberare le scrivanie dei magistrati, che in questo momento sta creando un libera tutti, e quindi questa cosa sta portando sempre di più la gente, ahimè, soprattutto dell'est, perché quello si sa, parlano anche la polizia e la questura, a capire che l'Italia sta diventando diciamo la scuola dei ladri, possiamo dire così, dove si può entrare, si fa un po' di scuola e mal che vada i più bravi poi magari vanno anche in giro all'estero. Fanno carriera qui. Io oserei dire anche questo, perché ormai è così, no? Lo vediamo. Che danni ha fatto secondo lei la riforma Nordio, quindi l'ultima nell'ordine di tempo? L'ultima, allora, a prescindere le depenalizzazioni, ma la riforma che ha fatto è stata molto particolare, perché per i più non viene mai spiegata, no? Io ogni tanto cerco con dei video di spiegarla a voce in maniera un po' più semplice, perché poi giuridicamente non è facile, ma in realtà su certi furti, come è successo, caso eclatante a Palermo, sarà distante da noi ma fa capire la situazione, che per una banda di ladri, visto che il tribunale era sotto organico e dovevano essere avvisati per fare perdonatemi, devono essere avvisati prima di avere fatto un interrogatorio, vi dicendo, porta al fatto che queste persone possono far scomparire le prove, possono organizzarsi con un avvocato e quindi ahimè funziona. Lei che poi dice vanno a hanno piede vita libero. facile, ma hanno vita più facile di una volta, quindi? Beh, ma sicuramente sì, assolutamente. Adesso c'è, scusate il termine, ma questo buonismo che ci sta veramente invadendo, che poi questo buonismo è semplicemente dettato da questi 4-5 persone, perché poi la gente il buonismo non lo tollera più. Io ieri l'altro ho fatto un video dove un po' arrabbiato. Perché? Perché mi ero appena confrontato con delle persone pesantemente in lacrime, da paura e da furto subito, e quindi poi anch'io ogni tanto vado fuori delle righe, purtroppo, dove dicevo ci vorrebbe una pena dove metto una palla al piede e li faccio fare i lavori socialmente utili, no? Solo così il ladro può capire che se sbaglia paga e quindi ci pensa 2 volte. Oggi invece sa che questi poveri ragazzi della Polizia e Carabinieri vanno in giro come dei forsennati a catturarli, e però manca la notizia dopo, perché noi diciamo hanno catturato il ladro, bene, bisognerebbe dire sì, e il giorno dopo era già fuori, ma non possiamo dirlo perché sennò la gente si scatena, però è giusto che ormai la gente lo sa, è inutile nascondersi, quindi questo sta creando un fastidio. Che tipologia di ladri sono secondo lei quelli che stiamo facendo vedere, furti, tentati furti? Noi insomma ultimamente, anche grazie alla fiducia dei nostri telespettatori, dei cittadini, siamo riusciti ad avere anche diverse immagini di telecamere di videosorveglianza private, ce le hanno date. E sono quelle che voi avete visto, le immagini di questi ladri che quasi passeggiano, accarezzano il cane, entrano nelle case, ma non sono più le bande dell'est di cui davamo conto gli anni scorsi, e si può fare un identikit o non è possibile oggi secondo lei? Allora, oggi
vorrei dire una cosa, secondo me non sono più quei, perdonatemi il termine, quei 4 scappati di casa che erano un tempo, no? Io credo che ormai stiamo parlando di organizzazione criminale anche per quanto riguarda i ladri, no? L'abbiamo visto qualche anno fa, vedevamo quando andavano nei rifiuti, diciamo, a prendere dai CERD, chiamiamo così, delle cose, e sembravano appunto delle persone povere che andavano a portarsi via qualche lavatrice. Poi abbiamo scoperto, grazie al lavoro dell'Agenzia dei Monopoli e degli organi di Stato, che in realtà esportavano all'estero i rifiuti. Stessa cosa è qui. Cosa vuol dire? Che stiamo vedendo delle bande organizzate, molto organizzate, perché stanno facendo fare anche un po' confusione le forze dell'ordine, no? Fanno su più paesi contemporaneamente, su più posti anche dello stesso comune, in maniera che non possono coprire la cosa, ma ricordiamoci che per fare dei furti inizialmente serve anche qualcosa di economico, cioè la macchina da 50-70 mila euro per scappare contro la Panda, scusate il termine, della polizia e dei carabinieri, cioè ci vuole un'organizzazione criminale che dia fondi, dia strumenti. Eccoli qua i video, vedete, insomma, dei ladri. Allora, quindi lei dice i 2-3 che entrano in realtà potrebbero far parte di una ramificazione, di una organizzazione. Io ormai ne sono convinto perché lo vediamo, no? Entrano sempre nel momento in cui uno è appena uscito. Dicono tutti, e voi vedete le interviste, ma io lo vedo anche nel gruppo, dicono: ma come facevano a sapere che ero appena uscito da 5 minuti? Vuoi che vadano a caso e abbiano sempre fortuna? Centinaia di fortune? No. Cioè, quindi vuol dire che c'è questa organizzazione che probabilmente ci saranno più pali che stanno per le città, comunicano con i cellulari. E il problema di famoso discorso di Nordio era anche le intercettazioni che costano troppo e quindi tutto va in blocco, e stiamo vivendo una situazione dove anche qui forse non si vuole, è un po' scomoda la verità, ma forse è giusto, il cittadino ormai deve saperlo. Si è mai domandato se questa organizzazione possa tenere d'occhio anche voi, no? Con le vostre testimonianze, sono di qua, sono di là, li abbiamo visti? Ma sicuramente ha aumentato la sicurezza della macchina, no scherzo, però a parte questo sicuramente diamo un fastidio enorme perché gli creiamo un danno. Ovviamente quando viene anche condivisa la marca della macchina o qualcosa gliela bruciamo in un certo senso, no? Quindi io da un lato sento di dare sempre una mano anche alle forze dell'ordine, solo che anche lì, anche loro forse devono fare un salto di qualità dei tempi odierni e dire sì, in effetti il social è utile, no? Invece di rimanere un po' chiusi in se stessi. Alla luce dei 10 anni di grande lavoro appunto che voi avete fatto con tutte le persone che si sono iscritte, lei ha cercato più volte di tendere la mano alle forze dell'ordine. Che cosa è successo? Allora, innanzitutto all'inizio c'era molta più diffidenza anche da parte dei comuni e tutto, che adesso abbiamo visto col 20 di ottobre che i comuni veramente sono tutti dalla parte nostra, perché con le forze dell'ordine si crea questa situazione sempre un po' di scherno, no? Chiamiamola un po' così, nel senso che loro fanno questo e quindi secondo loro non c'è bisogno dell'aiuto di terzi, anche se poi ce lo chiedono, perché molto spesso dicono: dite alla gente di venire a fare denunce, e noi siamo, penso, l'unica associazione che dice a tutti di fare denunce continuamente e di avvisare le forze dell'ordine, condividete la macchina, quindi da un lato non vogliono il social ma chiedono l'aiuto al social. Se ci fosse più sinergia tra di noi, io ho sempre detto in questi giorni a tante persone che mi fermavano che secondo me potrebbe dare una mano all'Arma dei Carabinieri o alla Questura, che questi dirigenti o funzionari o altri ufficiali scendessero un po' con noi, io dico sempre scendere dallo Scagno, no? In dialetto veneto, scendessero con noi a vedere le persone, la faccia delle persone disperate, e forse potrebbero capire che questo social, che io dico sempre vi do le chiavi in mano del social mio, potrebbe veramente tornare utile. Quindi lei dice: io sono pronto a mettere a disposizione tutte le dichiarazioni che vengono fatte e sono H24 da parte dei cittadini alle forze dell'ordine. Sì, perché alla fine dico, se ho 10 segnalazioni, faccio un esempio a paese, per non prendere sempre l'esempio di Roncalli, sennò poi mi tirano le orecchie, dico a paese, perché a quel punto i carabinieri di paese non guardano e vedono subito? Cioè, loro potrebbero vederlo in tempo reale, tra l'altro. Istantaneo, perché io approvo istantaneamente le cose, perché sta diventando, è un secondo lavoro pieno quello di furti in corso, quindi se approvo istantaneamente le cose, perché non approfittarne? È per loro, è per stare dietro i cittadini, e quindi aiuterebbe molto. Tutti i post che escono su furti in corso lei li deve approvare? Uno a uno.
sono io che approvo i post, sono io che personalmente vedo i profili di chi entra, quindi è un lavoro, quello dico 2400-500 persone, sarà un lavoro che mi richiederà un paio di settimane almeno, no? Perché devo vedere se il profilo è corretto, se il viso c'è, se non è un profilo troppo chiuso, cioè c'è un lavoro dietro molto importante. Proprio perché potrebbero essere gli stessi ladri che cercano di entrare e ogni tanto, boicottarvi. ma certo, ogni tanto rido da solo perché vedo dei cognomi molto famosi nell'ambito, diciamo, delle truffe e dei furti che provano a entrare, quindi non nascondono neanche il cognome, quindi insomma c'è anche questa cosa simpatica, io ci rido sopra, blocco alla fine, però ci provano, magari soprattutto quando ci sono questi momenti di richiesta molto forte, in mezzo trovo sempre persone. Ovviamente avendo fatto un determinato lavoro anch'io, 4-5 cognomi li conosco e quindi evitiamo di secondo lei evitarli. potrebbero essere proprio i malintenzionati che cercano di inserirsi e quindi di boicottare, magari di sviare l'attenzione su un luogo piuttosto che su un altro? Beh, certo, perché quanto facile sarebbe cominciare a segnalare un tentato furto in una zona per poi andare da un'altra parte, ed è per quello che io tante volte contatto la persona, tante volte, 99% li contatto, gli chiedo di andare a fare denuncia e chiedo anche di non mettere mai il post in anonimo in maniera che ci si mette la faccia, no, quando io lo vado a dire. Poi anche lì chiederei sempre, colgo l'occasione se mi permette, certo, di non dire più la parola percezione, perché la parola percezione è presa male adesso dal cittadino, sembra quasi che viene usata in psicologia, no? Percezione. Una fantasia. Una fantasia, alla fine non c'è, è una cosa soggettiva e non oggettiva. Diciamolo a quelli di Cavrie, quelli dell'Alto Piave, che è una percezione, insomma, direi che sa più da presa in giro, no? Anche perché osservavamo prima, e lo facevamo con lei, non c'è stato un giorno in cui una casa non sia stata razziata. Zero. Ieri l'altro diceva, diciamo, un ex assessore, siamo stati in questo comune a furti zero, e io mi sono permesso di fare una bella risata sotto perché ok, di statistica possiamo parlarne, ma poi in realtà bisogna guardare il dato di fatto. Non c'è un giorno ad oggi, da quando è partito il cambio dell'ora, in cui c'è stata una pausa, non fanno neanche ferie. Quindi il problema è che sapevamo che c'era un ponte, quando era il ponte dei morti, sapevamo che c'era il cambio dell'ora, scusate, sapevamo tutto e abbiamo dovuto arrivare come sempre per il 4º anno consecutivo, perché è il 4º anno secondo me in cui c'è proprio un'escalation sempre più alta, a dover arrivare ad oggi, dopo 4 settimane, a dire chiameremo i rinforzi. 4º anno, a che cosa lo possiamo legare? Ma io lo leggo al Covid, che è stato l'anno diciamo più bello dal punto di vista di furti in corso, nel senso che noi non esistevamo quasi, perché eravamo tutti a casa, e quindi io dico sempre che quando non mi si sente è un bel momento. Tutto bene. No? E quindi era una bella cosa. Poi c'è stata l'escalation di nuovo, in cui la gente però ha perso lo smalto anche di fare la denuncia, no? E quindi questo mi sta portando a queste beate tabelle che io purtroppo le odio, dove alla fine si dice non ci sono denunce, quindi non ci sono furti. Non è così. Se io vedo che percentuale secondo lei possiamo dare per le non denunce? Secondo me il 70% non denuncia più. Cioè, allora, io tengo conto di una cosa, anche lì il modello denunce deve secondo me andare al passo coi tempi, no? Io ragiono, ho un furto, il giorno dopo già mi prendo un giorno o 2 di ferie per sistemare i danni che mi hanno creato, poi devo prendermi mediamente un paio di giorni di ferie per cercare di trovare un appuntamento in stazione dei carabinieri, perché loro sono sotto organico, attenzione, cioè loro sono disperati sotto organico, quindi alla fine cosa faccio? Mi prendo una settimana di ferie per fare la denuncia, se non sono assicurato non la faccio. Questo porta alla stesa di questa statistica in cui Treviso è la più bella città del mondo, in realtà. Se non mi hanno rubato nulla e solo tentato, non la faccio. Appunto. Quindi il tentato però mi porta a un danno magari, perché mi hanno sfondato le finestre, e quindi anche lì siamo a migliaia di euro oggi. Senta, veniamo un po' al tema, quello forse più caldo quando si parla di furti, quello delle armi, perché anche nella Marca trevigiana, adesso magari lo chiediamo a lei perché lei ha appunto il termometro delle dichiarazioni, ci sono delle dichiarazioni che magari lei ha bannato perché erano troppo aggressive. Ecco, a lei sembra che ci sia più fiducia nel farsi giustizia da soli o non aver voglia di provare a spaventare un ladro tenendo un'arma in casa, o non siamo arrivati a questo punto nella Marca trevigiana? No, secondo me invece siamo arrivati a quel punto. Io passo le giornate a cancellare dei post
perché potrebbero veramente creare dei problemi al gruppo, perché poi vanno a violare delle regole, no? Sull'istigazione alla violenza. E cerco sempre di contattare queste persone, ma adesso vi do un trend diverso. Ieri l'altro c'era un post dove una persona ha detto sto facendo le carte per il porto d'armi, era una donna, quindi anche lì strano, nel senso non perché una donna non possa avere il porto d'armi, io ho fatto tirasegno per una vita ed è pieno di donne campionesse, ma la cosa strana è che anche altre donne sotto dicevano spiegami come fare che lo faccio anch'io. Quindi ho dovuto bloccare tutto, tamponare immediatamente la cosa, che sembra quasi che voglia fare, non so, del mutismo obbligatorio, ma stava passando un messaggio secondo me sbagliato. Ma questo da cosa dipende? Da questo senso di impunità che c'è, perché se io vedessi i ladri, i truffatori, perché mi aggiungo anche lì, ricordiamoci che una truffa poco tempo fa aveva rischiato di far morire per un infarto una signora, quindi dobbiamo arrivare al peggio per parare il colpo. Ma armi per sparare o armi per spaventare? No, secondo me l'intesa che era scritta era armi per sparare. Infatti io dico sempre ragazzi, non portatevi armi in casa, è un impegno, poi anche se ve la rubano dovete avere anche sulla coscienza un'arma che gira a nome vostro, cioè tante piccole cose che poi una famiglia dovrebbe anche saperla usare, non solo chi, ma anche il marito, la moglie, l'arma, quindi è un mondo che secondo me andrebbe lasciato stare. Lasciamole alle forze dell'ordine, l'uso delle armi, che anche loro poveretti hanno problemi, l'abbiamo visto quando le tirano fuori, figurarsi un privato cittadino, quindi però capisco sempre di più il senso di voglia di farsi giustizia da solo, no? Dicono arrivano i ladri, mi rubano 4 volte di fila, abbiamo visto casi con 7-8 furti nella stessa abitazione, sono magari gli stessi che vengono a trovarmi, la prossima volta prendo il bastone. Perché non ne posso più. Esatto. E quello vedo, invece dell'avvicinarsi a questo pensiero, vedo quasi dall'alto la condanna al cittadino che si sfoga. È uno sfogo e va preso come tale. Certo. Quindi secondo me... Funzionavano le ronde secondo lei, le ronde, quelle della Lega? Allora, lì io adesso dico una cosa, qualcuno mi odierà, io le ronde le odiavo, nel senso che purtroppo veniva presa come una sorta di giustizieri della strada. Era solo una bandiera o funzionavano? Ma no, alla fine non funzionavano perché poi si riempivano di persone che magari pensavano di avere delle funzioni e che poi in realtà non ci sono. Cioè se uno dice mentalmente posso fare una passeggiata e avvisare immediatamente le forze dell'ordine, non è una ronda, è semplicemente una passeggiata col cane e avviso. Se uno va fuori per vado a fare giustizia, lì ragazzi abbiamo oltrepassato il segno e quindi non c'è più modo neanche di andare avanti e facciamo rispetto anche alle forze dell'ordine. Senta, un ultimo passaggio, c'è un appello, io so che lei più volte ha chiesto di incontrare il Ministro Nordio, di parlare con lui, sì. Proviamo a lanciare un messaggio, vediamo di capire se, visto che è trevigiano... Esatto, allora lo faccio guardando la telecamera direttamente e io dico voglio assolutamente avere l'opportunità di parlare con il Ministro Nordio. Il gruppo è di più di 20.000 persone, e non è possibile secondo me non ascoltarci più, quindi mi sento un po' di rappresentare queste persone. Ministro Nordio, 2 minuti, 2 parole, perché così ci spiega perché non è possibile fare una certezza della pena in un momento del genere dove la gente glielo chiede in ginocchio. Cristian, grazie, davvero, grazie. Abbiamo fatto una bella excursus anche un po' per contestualizzare i vari servizi che stiamo facendo in questi giorni dove purtroppo continuiamo a dare notizia dei furti, quindi davvero grazie a Cristian Demma per il suo lavoro. Andiamo a vedere la tragedia di San Pietro di Feletto per la morte di Rosanna Billi, si indaga per omicidio colposo, da verificare eventuali responsabilità per una fuoriuscita di monossido di carbonio. Il nastro bianco e rosso delimita la casa in via Crucolona, San Pietro di Feletto, sotto sequestro, in attesa che le indagini chiariscono cosa ha provocato le esalazioni di monossido di carbonio fatali per Rossana Billi, 62 anni, trovata priva di vita nel letto. Si indaga per omicidio colposo e molto probabilmente nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo della donna che viveva da sola nell'abitazione presa in affitto e sulla quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Proprio sul cantiere si concentrano le indagini che mirano a stabilire se vi siano eventuali responsabilità di terzi nella tragedia. Intanto l'improvvisa scomparsa di Rossana Billi ha profondamente sconvolto le comunità di San Pietro di Feletto e Conegliano, dove la donna era molto conosciuta.
conosciuta, tutti la ricordano per l'allegria, la voglia di vivere, la grande generosità e altruismo instancabile nel lavoro alla nostra famiglia di Conegliano, dove si occupava di persone con disabilità, e per la sua attività nel volontariato, sempre a fianco di chi si trovava in difficoltà. Rossana Billi era presidente dell'associazione Mitica Quinta A 1981, che aveva riunito dopo 30 anni la classe di compagni di liceo che appunto nell'81 avevano fatto la maturità. L'avevamo incontrata pochi giorni prima di Natale 2021, nel pieno della pandemia, per un'iniziativa solidale organizzata dalla classe appena riunita. È stato bellissimo perché abbiamo praticamente ritrovato subito lo stesso spirito goliardico, ma anche lo stesso spirito di volersi impegnare in qualcosa di concreto. Rossana Billi lascia 2 figlie che vivono a Firenze e Bologna e 2 nipoti. La giornata dedicata alle vittime della strada, vi facciamo vedere le immagini della manifestazione di ieri sulla Pontebana a mezzogiorno davanti alla chiesa di Visnadello, con amministratori pubblici, rappresentanti delle forze dell'ordine, cittadini ma soprattutto familiari delle vittime che hanno formato una catena umana. Basta vittime sulla strada. Hanno fermato la Pontebana a Visnadello per far riflettere chi era alla guida almeno per un minuto sulla sicurezza stradale. Ad organizzare la manifestazione il comune di Spresiano, che ha ripetuto per il 3° anno consecutivo questa iniziativa di sensibilizzazione. Viviamo in un'epoca in cui tutto è in continuo vai, sempre, corri, fa. L'idea di potersi fermare e dire ma perché mi fermo e pensare soprattutto a chi magari per recuperare qualche secondo ci ha lasciato la vita, credo che sia un messaggio forte. Iniziativa comunale per un impegno sulla prevenzione stradale che vede la provincia di Treviso da decenni in prima linea. La strada non nasce pericolosa, lo diventa quando non si rispettano le regole e quindi fare momenti di incontro, di formazione sicuramente porta dei risultati. Tra i presenti anche Andrea Dan, che da 23 anni ha perso in un incidente la figlia Manuela e che da quel giorno si batte per prevenire i morti sulle strade. A distanza di oltre 20 anni è cambiato qualcosa sulla nostra strada? Sì, sta cambiando la cultura, stanno cambiando le brutte abitudini. Sono cambiati anche i dati statistici. Nel 2000 in provincia di Treviso avevamo dai 190 a 200 morti, ora abbiamo dai 54 a 60 vittime. Sulla raccolta firme per un airbag motociclistico a cui hanno aderito le autorità presenti, ma serve maggiore attenzione anche per i ciclisti, l'appello dell'associazione. Siamo non all'anno 0, all'anno sotto 0, perché purtroppo in questi giorni verrà approvata la riforma del codice della strada voluta dal ministro Salvini e noi l'abbiamo ribattezzato codice della strage, perché non affronta assolutamente quella che è una delle principali cause della mortalità sulle strade, che è la velocità. Altro momento importante è stata la benedizione della panchina bianca per non dimenticare chi ha perso la vita sulla strada, ma anche i familiari che pur continuando a vivere in realtà l'hanno persa con loro, come Barbara, mamma di Jessica e zia di Sara, le 2 ragazze morte sulla A28 nell'incidente con un SUV nel gennaio di 2 anni fa. Sempre tanto dolore, perché è un dolore che non passa mai questo. È sempre un rivivere ogni volta quella maledetta sera, sempre. Ci fermiamo pochi secondi, a tra poco con tutte le notizie di Prima Edizione. Buongiorno, ben ritrovati. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Ancora buona domenica a tutti voi. Oggi, come detto, in apertura la giornata dedicata alle vittime della strada. In apertura di questa edizione del telegiornale purtroppo abbiamo dovuto darvi conto dell'ennesima vittima della strada a San Vendemiano. È morto un uomo di 56 anni di cui ancora non sono state rese note le generalità. Purtroppo l'incidente avvenuto lungo la Cadore Mare. Abbiamo parlato di furti, di microcriminalità con questa escalation incredibile di cui ovviamente vi stiamo dando conto ormai da diverse settimane, con un appello anche al ministro Nordio, perché poi probabilmente quello che aiuta, no, anche questo tipo di microcriminalità è il fatto di non avere alcun tipo di certezza della pena e quindi insomma si delinque sapendo che
poi scontare la pena forse non è così automatico. Adesso però vogliamo parlarvi di fragilità, una fragilità che probabilmente coinvolge tutti noi e anche le nostre famiglie. Lo facciamo con due ospiti d'eccezione. Parto da Ivan Scremin, fondatore del Filo di Simo. Ivan, buongiorno e grazie per essere con noi. Poi abbiamo Jacopo Lode, psicologo psicoterapeuta, ho detto giusto? Giusto, perfetto. Grazie, Jacopo, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Abbiamo conosciuto il Filo di Simo a più riprese, vi abbiamo raccontato della storia incredibile di questa associazione che nasce da un dolore profondo, quello che ha vissuto Ivan come papà, però ha dato vita, ha fatto sbocciare una cosa incredibile, una potenza incredibile che oggi porta nelle scuole dei messaggi di salvezza. Ivan, sto dicendo bene, voi insegnate, state insegnando, adesso facciamo vedere le foto di alcuni incontri che avete fatto in alcune scuole della Marca trevigiana, voi state provando a spiegare ai ragazzi, lei ha perso suo figlio, che la fragilità non deve fare paura, deve essere affrontata, è così. Intanto cosa stiamo vedendo, Ivan? Questo è un incontro che abbiamo fatto all'Istituto Scarpa, Oderzo, dove noi abbiamo questi due progetti. Un progetto si chiama La Storia Fragile, dove io racconto la storia di Simone, la nostra storia, e coadiuvati poi da uno psicoterapeuta cerchiamo di coinvolgere i ragazzi. L'altro progetto invece si chiama Lezioni in musica, è diversa, con la musica cerchiamo di avvicinare i ragazzi e dagli incontri sia un tipo che l'altro alla fine ci portano ad avere dei ragazzi che in qualche modo ci avvicinano e ci chiedono. Lei ha portato la storia di Simone perché è un po' come, visto che stiamo parlando, insomma, la giornata dedicata alle vittime della strada, ci si è resi conto che l'unico modo per alzare davvero la sensibilità e l'attenzione dei ragazzi è far vedere la macchina incidentata in mezzo alla strada. Lei ha deciso, con una grandissima dignità, di portare la storia di suo figlio davanti ai ragazzi, perché è l'unico modo a volte per raggiungere davvero le loro coscienze, Ivan? Perché io credo tantissimo nella condivisione e nella consapevolezza, le due cose si uniscono. Noi raccontiamo la storia di Simone in maniera anche molto cruda, in maniera tale che si riesca ad affrontare un argomento stigmatizzante che è il suicidio, che si ha paura di parlare nelle scuole, ma la realtà è che i ragazzi sono molto più sensibili degli adulti. I ragazzi percepiscono un messaggio diverso da quello che percepiscono gli adulti e di conseguenza ci porta anche a mettersi più o meno nella stessa linea di linguaggio. Loro fanno molte interazioni quando ne parliamo, ma soprattutto il parlare di quello che è successo e spiegare magari anche il perché è successo e quello che poi passano anche i sopravvissuti, nei ragazzi trovano una forte sensibilità e a loro volta poi ti chiedono e ti fanno, e poi noi abbiamo la fortuna insomma, di avere degli psicoterapeuti che ci aiutano molto in questo lavoro, che ci hanno educato anche ad affrontare in una certa maniera, e cerchiamo di rendere quindi uno stigma qualcosa che sia possibile, di un qualcosa che sia possibile parlarne. Cosa le chiedono i ragazzi? Cosa le dicono i ragazzi? Ma guarda, una cosa che più mi ha colpito, ne avevo fatto un intervento anche al Mazzotti, che alla fine di questo intervento, dove si raccontava insomma Simone com'era, cosa faceva, il perché, una ragazza mi ha avvicinato chiedendomi se il gesto suicidario fosse un gesto egoistico. E questa è una cosa che fa molto riflettere, perché in un racconto che dura circa un'ora vuol dire che l'attenzione è stata talmente alta che non è sfuggito nessun dettaglio. Voglio far precisare che i ragazzi rimangono immobili per 2 ore ad ascoltare. Senta, perché voi entriate nelle scuole, cosa deve succedere? Bussate alla porta della dirigenza, venite chiamati, giusto anche per capire quanto poi il Filo di Simo potrebbe operare nelle scuole, non solo di Treviso ma anche del Veneto? Ma noi ci mettiamo a disposizione, poi Jacopo vi spiegherà meglio, perché lui segue un progetto o quell'altro che è Lezioni in musica. La realtà è che non tutte le scuole si sentono di affrontare l'argomento. È importante il dirigente, sono importanti gli insegnanti che percepiscano il messaggio, poi noi ci mettiamo a disposizione. Se accettano che andiamo, noi lo facciamo ben volentieri, se non accettano faremo un'altra scuola. Allora chiedo alla regia di far vedere questa locandina, perché credo che l'associazione sia abbastanza evidente, ne parliamo con Jacopo Lò, del ragazzo dai pantaloni rosa. Sì. Perché la facciamo questa associazione? Perché quando alle scuole è stata proposta la proiezione di questo film, anche in questo caso un ragazzino si è tolto la vita, i genitori si sono opposti. Poi cos'è accaduto? Che hanno proposto
ai genitori di vedere il film prima dei loro ragazzi, l'hanno proposto ai loro insegnanti e insomma la visione è stata accettata. Stiamo parlando di età delle scuole medie. Jacopo, perché si ha paura di parlare? Perché questi genitori hanno avuto paura che i loro ragazzi conoscessero la storia di un ragazzo che si è tolto la vita? Allora, io ci tengo anche perché siamo in televisione, siamo ospiti del giornalismo e di tutto quello che comunica i fatti di cronaca. Allora, il caso mi dai un assist importante, il caso della visione del film è il classico caso in cui ci sono persone che fanno il lavoro per bene, la dirigente scolastica che ha degli insegnanti, ha dei coordinatori e prima di proporre le lezioni in musica del Filo di Simo, la visione di un film, eccetera, si confronta, capisce che tipo di bisogno c'è per fare una proposta che non turbi le sensibilità di nessuno. È chiaro che se per fare questa operazione ci vogliono 20 giorni, in questi 20 giorni ci sono 60 articoli di giornale, 40 spot nei telegiornali, dove poi la gente fa quello che io chiamo la gara a chi la fa più grossa, ok? Perché ormai l'opinione pubblica si caratterizza di questo. Invece fortunatamente, e chiaramente il giornalismo ne dà conto, ma la realtà è che la dirigente, nel caso Durigon mi pare fosse, della scuola, che io conosco da anni, lavora in un certo modo, fa dei passaggi che sono fondamentali per evitare, ok, che le cose vengano fatte male. Il pressappochismo ormai è dilagante ovunque, a tutti i livelli. Se qualcuno cerca di fare il lavoro in un certo modo e quindi sono responsabile di un progetto formativo, ok, lo condivido con dei collaboratori e ho degli utenti e le loro famiglie. Rispetto a questo ci sono dei passaggi da fare. Questa cosa qua è stata strumentalizzata per chi non vuole che si parli di omosessualità nelle scuole, per chi non vuole. In realtà poi nella polemica che si è creata su questo tipo di film e la sua visione, che poi hanno visto tutti, il problema non c'è stato e tutti sono stati contenti, i professori hanno fatto le loro cose. Che cosa è emerso? Che era già scattata la gazzarra tra l'LGBT contro, diciamo, anche le forze di governo, se vogliamo adesso, che sia in Regione Veneto ma anche a livello italiano stanno governando, senza, o comunque perdendo che cosa? Il senso di quel film, che è bello, racconta di un tema importante, perché il suicidio poi avviene quando questi ragazzi implodono la loro sofferenza e non trovano il modo di poterla comunicare all'esterno o chiedere aiuto, cosa che invece noi cerchiamo di fare. Allora, a me quello che fa impazzire, e il Filo di Simo per me è un'opportunità pazzesca di fare il lavoro per bene, nonostante me, ok? Però se la gazzarra parte immediatamente con i due poli che si oppongono, si perde il significato del suicidio, della difficoltà di questo bambino e della storia bella che, se raccontata, può servire ad aiutare un sacco di gente, gli insegnanti a fare bene il loro mestiere, i ragazzi a crescere e i genitori a levarsi quel meccanismo di difesa che spesso caratterizza la loro genitorialità, che, ripeto, sono genitore anch'io. Quando si è coinvolti emotivamente nell'educazione dei nostri figli, a volte tendiamo ad avere comportamenti, atteggiamenti che sono disfunzionali, ma non perché siamo scemi o non siamo adeguati come genitori, semplicemente perché siamo coinvolti emotivamente. Allora, cercare di fare un po' di cultura psicologica e superare queste cose con la proposta, non è che ti devo imporre il film, perché i figli devono vedere che esiste che cosa, perché poi la maggior parte della polemica si è fermata su omosessualità e eterosessualità, quando il problema lì è una tragedia di un ragazzino che sta male e che non riesce a esprimere il suo dolore. E lì io, ripeto, combatto perché questa cosa qua è delicata, bisogna che tutti i protagonisti in campo siano coinvolti, perché siamo prima di tutto noi psicologi. Lei dice che la dialettica che poi si crea di fatto va a frenare un meccanismo, anche perché possiamo anche immaginare che attraverso la scuola noi è giusto ed è chiaro che ci debbano essere certi passaggi e ci debba essere il confronto, ma è anche giusto che una scuola scelga di dare una linea.
E quindi ovviamente poi quando c'è una polarità, che è un po' quello che stiamo vedendo in tutti i campi, e poi nella polarità non riusciamo a... No, ma poi è una questione di responsabilità, nel senso che io lo dico spesso anche ai gruppi sportivi dove vado, io sono anche psicologo dello sport. Se un genitore sceglie un'agenzia formativa, la scuola, lo sport, eccetera, deve capire che cosa sta scegliendo, non buttare lì, e nel momento in cui ha ben chiaro cosa ha scelto, condivide il percorso, che a volte fa fare al proprio figlio delle cose che magari il genitore non capisce tanto bene. Ma va bene così, nel senso che, ripeto, e sono io il primo a dirlo, da genitori a volte siamo poco lucidi. Quando le mamme e i papà pensano di sapere cosa è meglio per i loro figli, fanno un atto di presunzione ferocissimo che molto spesso riverbera sull'educazione, sul percorso dei figli, con dei problemi anche importanti. Allora qualche volta bisognerebbe avere anche la capacità di affidarsi ad altri e lasciare che queste agenzie formative con le loro modalità facciano il loro percorso. Poi ognuno, c'è chi lavora bene e chi lavora male, si fanno delle proposte, eccetera. Ma questi temi, a me quello che proprio non piace è che questi temi poi polarizzano la situazione. Allora lo psicologo va in televisione e comincia a fare diagnosi su tutti, genitori, figli, eccetera, spendendo parole buone per tutti. Gli insegnanti fanno la figura di quelli che non si intrigano. La politica si polarizza appunto con le manifestazioni arcobaleno contro le manifestazioni di Fratelli d'Italia, e lì alla fine... Ivan, sono da lei, ma secondo lei è anche per questo che non siete ancora entrati in tutte le scuole di Treviso con il filo di Simo? Allora, che voi vorreste entrare in tutte le scuole? No, il nostro obiettivo è nato perché un giorno noi facciamo clinica, abbiamo tanti ragazzi, eccetera, eccetera. La realtà è che ci siamo guardati e effettivamente non è che facciamo molte cose per i giovani, perché detta così sembra. E quindi ci è venuto in mente di fare qualcosa che potesse avvicinare i giovani. Quindi siamo partiti con questo progetto che si chiama Amico Fragile, che si divide in due parti, una parte lezioni in musica e una parte i concerti. L'abbiamo fatto giovedì scorso a Oderzo, perché colleghiamo le scuole con i concerti. E questo è molto importante perché ci fa entrare nelle scuole che, almeno crediamo noi, che bisogna partire da là. Se noi vogliamo cambiare un modo di pensare, un modo di affrontare un certo argomento che è complicato, perché parlare di suicidio diventa difficile perché la mente va subito sul concetto del fatto dell'emulazione, ma non è vero. La realtà è che se io spiego come uno deve fare c'è l'emulazione, ma se ribadisco, la consapevolezza è una cosa importantissima. I ragazzi, quando noi siamo nelle scuole, sono loro che vengono e dicono: guarda, io mi sono sentito più o meno come Simone, lei cosa dice? Per noi è questo l'importante. Secondo lei non l'hanno mai detto ai loro genitori? No. Ma io, guardi, sono stato fortunatissimo nonostante la tragedia. Io ho due figli con i quali parlo tantissimo, con Simone parlavo all'infinito. La realtà è che i genitori ascoltano e capiscono quello che loro vogliono ascoltare e capire. Oggi viviamo una situazione dove i genitori stanno rendendo sempre più fragili, no? Perché devono risolvere i problemi ai figli. Molto probabilmente invece bisognerebbe fare un passo indietro e dare una responsabilità a questi ragazzi che sono bravissimi, perché io credo che viviamo in una società dove i ragazzi sono bravissimi, hanno solo bisogno di essere valorizzati, e il concerto che facciamo noi la sera, l'idea è proprio questa, non è che la mattina siamo svegliati e siamo diventati un'impresa musicale. La realtà è che se le amministrazioni vedono e capiscono, se noi a questi ragazzi gli diamo la possibilità di valorizzarsi, sicuramente secondo noi racconteremo storie diverse dal fine di Simone. Sentire che le proprie sensazioni hanno valore, aver bisogno anche di che magari un papà e una mamma ci diano fiducia, è questo che anche lei percepisce nei ragazzi che avete incontrato? Sì, noi proprio per uscire da quel percorso che deve essere obbligato perché bisogna fare così, noi con il filo di Simo facciamo delle proposte. Okay. E tutto quello che è psicologico tendenzialmente viene proposto. Anche uno psicoterapeuta non è che impone una terapia. Certo. Il furore terapeutico degli psicologi e degli psichiatri è una delle cose che veramente fanno rabbrividire. No, noi facciamo delle proposte e cerchiamo di entrare appunto nella loro sensibilità, eccetera, con dei codici che possono essere percepiti. Se lo psicologo va a scuola e parla di depressione perfettamente, i segni, i sintomi, eccetera, i ragazzi sì, possono anche capire, ma lì c'è il rischio di emulazione, perché alla fine poi c'è un qualcosa di asettico per il quale io ho capito che sono depresso e rimango da solo. Noi, anche giovedì mattina, siamo stati 2 ore e mezza in questo istituto e abbiamo, io
chiacchierato con i ragazzi, abbiamo suonato delle canzoni dove nel testo delle canzoni che noi commentiamo eccetera un ragazzo si può identificare e quindi capisce quindi che... avete scelto questo canale, certo, che è loro certo, poi, perché no? non è, io per primo che appartengo alla categoria da 30 anni c'è già uno spazio medicalizzato dove gli psichiatri e gli psicologi fanno il loro mestiere. Se vogliamo fare cultura psicologica e provare a prevenire certe cose, dobbiamo dare banalmente agli insegnanti, ma anche agli amministratori, degli strumenti per intercettare preventivamente certi tipi di difficoltà, con non la presunzione di arrivare a dire ti curo perché sei malato, ti facilito le cose perché sei in difficoltà, tra l'altro condividendo con te proprio veramente a quattro mani il peso di quella cosa. Quindi noi abbiamo un'equipe di psicologi che nei vari sportelli dei comuni, come voi avete raccontato tante volte, accolgono le persone in difficoltà e lì ci siamo, ma è clinica pura, cioè lo psicologo fa la consulenza psicologica e finisce lì. Quello è un aspetto dell'intervento del Filo di Simo. Tutto il resto, fra un paio di settimane faremo sempre con il Filo di Simo una giornata per le forze dell'ordine, dove andiamo a chiacchierare delle difficoltà della gestione di un'emergenza, ma con chi? Col carabiniere, col poliziotto, con la polizia municipale, eccetera, che va come il giornalista a San Vendemiano, giù lungo la strada con qualcuno che è morto, magari si è anche suicidato, adesso stamattina non era così, però è questa la cultura psicologica che stiamo cercando di creare, con grande umiltà, nel senso che noi rispettiamo anche il dirigente che ci dice, signori miei, guardate, c'è un tale guazzabuglio di personalità all'interno della consulta genitori, eccetera, che non ne vengo fuori. Ecco, questo volevo chiederle. Voi avete trovato anche delle difficoltà nell'entrare nelle scuole? Ma noi abbiamo, soprattutto per quanto riguarda anche il comune di Treviso, eccetera, comunque un assessore che ci sta sostenendo molto e ha presentato a tutte le scuole questo tipo di possibilità. Sernagiotto o Tessarolo? Sernagiotto, ma anche Sernagiotto scuola e Tessarolo sociale. Okay. Nel senso che quindi tutti i dirigenti scolastici hanno avuto un'infarinatura dall'amministrazione delle cose che noi andiamo a proporre. Poi chiaramente noi abbiamo una squadra proprio di persone, noi abbiamo una nostra volontaria che è stata assessore in un comune, ha fatto l'insegnante per una vita, che va a interfacciarsi assieme a un altro nostro Diego Buso, il nostro Viviano, che attaccano proprio, ma nel senso buono del termine, queste realtà e spiegano cosa noi andiamo a proporre. Poi è a discrezione del Consiglio d'Istituto, ovviamente, di tutta una serie di cose. Noi adesso però, insomma, bene o male, le proposte le abbiamo fatte. Siccome poi non siamo ubiquitari, adesso abbiamo Montebelluna, avremo Castelfranco, abbiamo, insomma ci sono... Qual è la sua ambizione più grande? Fino a dove vuole arrivare, Ivan? Che l'associazione diventi uno strumento per tutti. Io lo dico sempre quando ci troviamo, facciamo gli eventi, dico a tutti quelli che sono presenti che ogni pezzettino di questa associazione è loro, perché se noi riusciamo a fare un qualcosa che riduca, perché anche se ne salviamo uno è già un gran risultato, ma se riusciamo anche a cambiare, io guarda faccio sempre questo tristissimo esempio, mamma muore nel 90 di tumore, all'epoca si parlava di brutto male perché si aveva paura, oggi siamo arrivati, grazie anche alla tecnologia, però ad affrontare una malattia difficile rendendola consapevole, quindi chi ha questa patologia è consapevole e c'è un libro bellissimo, si chiama Cervello anarchico, che consiglio di leggere e che vi spiega che il cervello alla fine può aiutarci molto. Allora, un ultimo passaggio, io lo vorrei fare sugli altri, perché e lo spunto ce lo dà sempre il film del ragazzo dei pantaloni rosa, perché poi la grande difficoltà che questo ragazzo ha avuto è arrivata dai suoi coetanei, no? Certo. Dalle persone che gli stavano accanto. Allora voi andate nelle scuole, che sono dei luoghi in cui c'è l'educazione, ma c'è anche un po' il bullismo, c'è anche la risata facile quando un compagno di classe sbaglia qualcosa, cade o ammette la propria fragilità. Che si fa? Come si può fare? Ci date qualche chiave per... Allora, io credo che ad oggi per gli insegnanti sia fondamentale equipaggiarsi di un qualcosa che una volta non serviva.
Una volta l'autorevolezza dell'insegnante era sufficiente a calmierare tutta una serie di situazioni. Adesso i ragazzi sono molto più dissacranti rispetto a tutto quello che può essere anche un ordine costituito. Hanno, attraverso l'uso dei social eccetera, il senso anche del superamento del limite. Il tribunale interno è abbastanza lasso, non è più così come io ho 55 anni, una volta bene o male si riusciva a gestire la cosa, adesso non ce l'hanno più. Gli insegnanti devono avere competenze relazionali che in questo momento sono più importanti della preparazione che hanno nell'insegnare la loro materia. L'altro giorno Ivan mi prendeva in giro perché dopo 2 ore e un quarto di lezione, dove fortunatamente la maggior parte dei ragazzi erano pietrificati ad ascoltare la musica, a sentire le cose che dicevo io, che non è che fossero così importanti, però insomma stavano attenti, qualcuno giustamente manifestava un po' di insofferenza, nel senso che sono ragazzi anche un po' così. Lì bisogna essere anche pronti, tolleranti e autoironici a dire, lui mi ha preso in giro perché a un certo punto ha detto: ragazzi, ricordatevi che anche se rimaniamo in 3 qui dentro noi siamo contenti lo stesso, quindi chi non la voglia va fuori. A volte senza sembra colpevolizzare. Zero. Si sono autocensurati da solo, la lezione era finita, però a volte, ripeto, non bisogna neanche dare troppo potere a questi ragazzini che sono diventati dei carnefici ormai, carnefici dei genitori, carnefici delle forze dell'ordine, carnefici degli insegnanti eccetera, ma bisogna, come dico sempre io, bisogna urlarlo anche in televisione, che tutti gli psicologi sanno che chi dà forza al carnefice è la vittima. Allora, se io insegnante faccio la vittima, se io genitore faccio la vittima, questi bambini tiranni che poi diventano adolescenti, usano sostanze psicotrope, quindi non si controllano, eccetera, diventeranno sempre più tiranni. Dobbiamo dover avere la consapevolezza di acquisire delle cose per andare a fare il nostro mestiere e dare dei messaggi importanti. A quel punto loro ti seguono. Chi non è capace, amministratori, assessori, insegnanti, eccetera, dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché il problema non sono solo gli adolescenti, sono anche le persone che vanno a parlarci e non sono in grado di farlo. E guardate che secondo me molto spesso queste persone hanno anche la psi davanti. E rischiano di fare danni? È diretto Jacopo Lodde, ma a noi piace anche per questo, perché bisogna provare un po' sì, a parlare certo. Chiaro, Ivan, è vero? Bisogna essere chiari e trasparenti, perché poi alla fine facendo i giri molto larghi non si arriva da nessuna parte. Noi abbiamo pensato che fosse importante essere diretti e abbiamo pensato che l'associazione dovesse fare un percorso diverso da altre associazioni, perché tanto ce n'erano talmente tante. Esatto, ce ne sono tante. Sì. Ce ne sono tante. Si riesce a trovare un asse anche con queste? Allora, per noi la rete è una cosa fondamentale. Con qualcuno riusciamo a farlo, con qualcun altro meno. Ripeto, noi non siamo niente, perché siamo una goccia nell'oceano. Cerchiamo insomma di portare qualcosa di buono. Abbiamo delle associazioni con le quali collaboriamo da tanto e ci troviamo molto bene, altre ci riusciremo e noi partiamo dal presupposto, noi ci mettiamo a disposizione. Poi... Però c'è da dire una cosa, perché io, ripeto, ho sempre lavorato col terzo settore, col volontariato, eccetera, e non è perché c'è Ivan qua che ci mandiamo anche a quel paese, se è il caso, però anche quando si lavora di pancia, anche quando si lavora su cose emotivamente connotate, l'attività che fai di volontariato va professionalizzata, perché tanto ormai le amministrazioni hanno bisogno di noi per evadere la quantità di lavoro che c'è da fare. Allora il lavoro va professionalizzato. Il Viviano Fogli che abbiamo citato prima è un ex manager con un'organizzazione di pensiero pazzesca che fa la differenza in positivo per la nostra associazione, dove c'è tantissima pancia, però bisogna metterci anche la testa. Certo. Questa cosa ti viene immediatamente riconosciuta, perché non è che la gente poi ti dà i soldi perché te si beo o perché così, certo. Ti dà i soldi perché capisce che oltre a tanta sofferenza e delle risposte rispetto a questa sofferenza c'è anche una pianificazione certosina del lavoro che vai a fare, un'organizzazione di pensiero che non è votata a emozioni e basta, ma ci vuole anche un qualcosa che sia strutturato, allora il lavoro viene fuori bene e ripeto, ti viene conosciuto dall'adolescente inconsapevole, dal genitore spaventato, dall'amministrazione che ha il bisogno di e evidentemente anche dagli organi di stampa che poi
capiscono che hai qualcosa da dire, Grazie per essere stati con noi, Grazie davvero, a lei, avete detto grazie. tante cose. Grazie a Ivan Grazie a lei. Scremina Grazie a e tutti. Jacopo Grazie a voi. Lodde, diretti come sempre, efficaci come sempre, con il filo di Simo nelle scuole e non solo. Tra pochissimo, pochi secondi di pubblicità, un passaggio a Venezia per la festa della salute e poi con la CISL per parlare del manovra e non solo. A tra poco. Ben ritrovati, buongiorno, prima edizione, ancora buona domenica, l'apertura del nostro telegiornale con una notizia di cronaca nel giorno dedicato alle vittime della strada, l'ennesima vittima della strada nella Marca Trevigiana. Siamo a Vendemmiano con un 56enne che ha perso la vita in sella al suo scooter centrato da un'automobile, erano le 6:30 di questa mattina. Poi abbiamo parlato di furti con l'escalation che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo parlato con Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, e a seguire con gli amici del filo di Simo per parlare del grande lavoro che stanno cercando di fare nelle scuole per portare la storia di Simone, la storia di una fragilità dalla quale insomma può nascere terreno fertile per vincere anche le difficoltà nella vita. E adesso andiamo a Venezia perché abbiamo la festa della Madonna della Salute, il giorno è il 21, ma siamo davvero entrati nel clou dei festeggiamenti e per noi non poteva non esserci il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno, che giornata è oggi? Buongiorno Anna, per i nostri telespettatori buona domenica. È una giornata nebbiosa a Venezia, ma nel pieno dei preparativi per la Madonna della Salute. In realtà i pellegrinaggi sono già cominciati da ieri, oltre alle singole persone che si recano in pellegrinaggio alla Madonna della Salute. Ci sono anche i pellegrinaggi ovviamente diocesani, quindi in realtà mercoledì scorso il gruppo AISM di Venezia, della provincia di Venezia, con malati, ospiti delle case di riposo, ha diciamo così, dopo il Covid ripristinato questo pellegrinaggio. È stato davvero un momento commovente, un momento importante anche di socialità per i partecipanti che hanno potuto adempiere al voto come i veneziani, ma una festa che è sentita a Venezia certamente, dove è equiparata alla festa di San Marco, ma in tutto il Veneto e anche al di fuori della regione. Dopo il pellegrinaggio dell'AISM, che ha visto una grande partecipazione della protezione civile della città metropolitana, che ha permesso a tutti, anche alle persone con difficoltà di deambulazione, di poter accedere alla Basilica in sicurezza. C'è stato poi un momento di fraternità, di condivisione, di gioia anche per gli ospiti delle case di riposo che escono raramente dalle strutture, hanno potuto così svolgere, gustare un po' di cioccolata calda e avere un momento di socialità che è stato altrettanto importante, direi, perché la festa della Madonna della Salute è certamente una festa liturgica, religiosa importantissima, ma abbina anche un po' la tradizione e la festa per i bambini. Ci sono questi aspetti che colorano e contornano bene la festa. Ieri e oggi altri pellegrinaggi da parte dei catechisti diocesani. Oggi è stata la volta dei gruppi sportivi e delle remiere, per cui una festa della Madonna della Salute che non è, come giustamente dicevi tu, solamente nella giornata di giovedì, dove vivrà sicuramente il momento più solenne, ma che a Venezia occupa un po' tutta questa settimana. Già da oggi la Basilica sarà aperta in orario continuato dalle 9 alle 18. Il giorno della festa dalle 5:45 verranno spalancate le porte, quindi praticamente all'alba, quando a Venezia sarà ancora buio, fino alle 22:30. I pellegrinaggi continui, costanti, dalle 9 alle 18 continueranno fino a domenica prossima, 24 novembre, per cui un programma veramente molto ricco, e ci sarà la possibilità per tutti, per chi vorrà naturalmente, di poter andare in Basilica, adempiere a questo voto anche in orari comodi a seconda delle esigenze di ciascuno. Domani il primo momento ufficiale, possiamo chiamarlo così,
perché alle 12 a mezzogiorno in punto il patriarca Monsignor Francesco Moraglia e le autorità cittadine attraverseranno il ponte che sarà benedetto dal patriarca, un ponte galleggiante che, come sappiamo bene, è realizzato per questa occasione, che congiunge Santa Maria del Giglio il campo di San Gregorio, proprio attiguo alla Basilica della Salute. Una festa della salute che arriva in un momento importante anche per la diocesi e per il patriarcato e per tutta la città di Venezia, perché nel centro storico è in corso una, possiamo così, riorganizzazione, un ridisegno delle parrocchie che il patriarca Francesco ha annunciato qualche settimana fa in una lettera pastorale inviata a tutti i fedeli della diocesi, oltre naturalmente al presbiterio e ai diaconi, in cui ha spiegato un po' le motivazioni di questa nuova svolta, che non è una riduzione, sì, è una riduzione numerica delle parrocchie certamente, ma è una che nasce da alcune esigenze e dalla volontà comunque di essere sempre vicini alle persone e ai territori, e su questo argomento specifico sentiamo proprio, se siete d'accordo, le parole del patriarca che è intervenuto su questo tema. La lettera pastorale è un frutto di un cammino condiviso che è durato parecchi anni e che ha portato a una valutazione complessiva che la situazione pastorale di una realtà come Venezia, ma il discorso anche vale per altre zone pastorali della diocesi, non è più quella di 50 anni fa, non è più quella di 60 anni fa. Do un dato numerico: 70 anni fa, durante gli anni 50, durante il patriarcato di Roncalli, questa zona che ora vede 47-48 mila abitanti ne aveva 166 mila. Le parrocchie erano uguali come numero. Il Cardinal Cè, lasciando il ministero di Patriarca di Venezia nel 2001, diceva non siamo riusciti a fare cose che avremmo dovuto fare, saranno le urgenze a costringerci a fare dei passi, parlava proprio del numero delle parrocchie, degli accorpamenti. Ecco, io ho pensato, da quando sono venuto a queste parole, ho cercato di metterle a frutto negli incontri con le persone. Penso che non dobbiamo lasciarci costringere dalle urgenze dei fatti, cercare finché possibile di precederli e di accompagnarli. E quindi il numero di riduzione delle parrocchie non è una rivoluzione, come ho sentito dire, è una condivisione che è il frutto di un cammino. Pensate che dal 2023 al 2024, in un anno e mezzo, da gennaio a maggio, io ho fatto 16 incontri con le varie realtà di Venezia, centro storico, laici, sacerdoti, consigli pastorali. Ecco, poi è chiaro che ogni cambiamento trova sempre chi non è preparato, non è pronto, però ecco, speriamo che se qualcuno ha i tempi più lenti poi incominci a prendere un ritmo che sia consono con quello che la diocesi sta facendo da 10 anni. Sono importanti le parole che avete sentito da parte di Moraglia. Io saluto e ringrazio il nostro Lorenzo Maier. Grazie Lorenzo, sempre puntualissimo per aggiornarci su lo stato di salute di Venezia e tutte le notizie che arrivano dalla Laguna. Siamo con Francesco Oru, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Francesco, buongiorno e grazie per averci. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Grazie per averci raggiunto in questa domenica. Abbiamo avuto alle spalle una settimana in cui sono state diverse le crisi aziendali di cui abbiamo parlato. Mi viene in mente l'ultima in ordine di tempo, quella della Berco, con un cappio al collo allentato, utilizzo proprio le parole del sindaco di Castelfranco Stefano Marcon,
con questi licenziamenti che sono stati ritirati, ma c'è una trattativa che è in corso. Che cosa ci dice Francesco? Glielo chiedo a livello generale, che cosa ci sta dicendo la crisi della Berco? Diciamo che la crisi della Berco è una delle ultime, però io partirei per fare l'analisi dai dati sulla cassa integrazione. Noi circa all'inizio di novembre abbiamo lanciato nel corso del nostro Consiglio Generale un forte allarme sull'aumento della cassa integrazione. Una cassa integrazione che aumenta prevalentemente su due settori, che sono il settore dell'auto, quindi metalmeccanici eccetera, e il settore tessile. Anche se sembra diverso confronto al primo, ma anche il tessile legato poi al tema auto, quindi si parla di tutti gli interni. Questo aumento della cassa integrazione lancia questo allarme forte, in quanto tutto il tema dell'automotive, quindi della crisi dell'auto, sta partita in Germania, in alcuni paesi europei, si sta poi riversando sulla nostra economia trevigiana e bellunese, non solo, ma noi guardiamo i nostri territori, perché abbiamo tutte le nostre aziende che fanno componentistica che di fatto stanno cominciando a soffrire, e siamo estremamente preoccupati perché temiamo che per il futuro questa crisi venga ancora incentivata, purtroppo. Sta parlando ad esempio della Edim, gruppo Bosch, di Quero? Sì, perfetto. Queste sono alcune di quelle cosa producono? Che producono di fatto parti in metallo sempre per l'auto, eccetera. Sono del gruppo Bosch, però ecco, è sempre legato al tema auto, e questo ci preoccupa, perché noi molte volte quando pensiamo all'auto pensiamo dove si produce l'auto e sottovalutiamo tutto il tema della componentistica, che poi di fatto sono delle realtà di cui molte presenti nel nostro territorio trevigiano e bellunese, che poi di fatto servono le grandi case madri. Perché è legato il tessile alla crisi dell'automotive? Beh, perché tutto il tema degli interni d'auto di fatto sono poi, se pensiamo dai sedili a tutti gli interni che abbiamo nelle nostre auto, di fatto poi non è più metalmeccanica, ma parliamo di tessile. Quindi abbiamo aziende che producono qui nella Marca. Qual è la zona? Sempre il Montebellunese? Ne abbiamo nella zona di Montebelluna, abbiamo qua, zona Treviso, Montebelluna più che altro. Ma che prospettive ci sono allora? Nel senso che noi adesso dobbiamo stare a guardare le decisioni che arriveranno dall'alto del settore dell'automotive. Allora, la preoccupazione è tanta a nostro avviso, proprio perché se pensiamo solo che Volkswagen ha deciso di chiudere 3 stabilimenti in Germania con licenziamento di migliaia di lavoratori, è indubbio che la crisi, la preoccupazione è tanta. Diciamo, è stato fatto a nostro avviso un errore sulla valutazione a livello europeo del nuovo percorso dell'elettrico per quanto riguarda le auto. Detta semplicemente, dobbiamo dire, non eravamo pronti a un balzo così veloce in poco tempo e adesso lo paghiamo. Allora, una delle denunce, una delle richieste forti che ha fatto la CISL al governo è quello di reintegrare sulla legge di bilancio i soldi appunto per tutto il settore dell'automobile, proprio perché dovremo adesso gestire queste crisi e fare in modo che ripartiamo, a cominciare naturalmente anche da altri gruppi, vedi Stellantis e quant'altro, in una maggiore produzione e naturalmente anche migliore. E questo è il settore dell'automotive. Ad esempio il caso Berco ci ha raccontato, abbiamo visto il secondo tavolo ministeriale, il ministro Urso ha detto faremo di tutto per aiutare l'azienda. Qui ci sono 4,80 più altri 150 se non sbaglio, quindi lo stabilimento di Castelfranco e poi c'è quello di Ferrara. Ma qual è l'aiuto vero che deve arrivare a Berco perché questa azienda possa ripartire? Cioè stiamo vivendo comunque la crisi del sistema industriale del nostro paese. Allora, nel caso specifico della Berco, la produzione di cingolati fondamentalmente. Ecco, l'aiuto che deve arrivare con forza è da parte del governo, ma anche naturalmente da parte dell'azienda, è una rivisitazione della produzione,
con una serie di incentivi per potersi poi riposizionare sul mercato. Chiaro. Solo questo può salvare questa azienda. La Berco è un'azienda che già negli anni passati ha visto il sacrificio dei lavoratori, perché è andata poi man mano diminuendo nel suo numero. Ecco, noi vorremmo finirla qua con i licenziamenti. Abbiamo accolto il risultato ottenuto e ringrazio i colleghi della FIM CISL che si sono impegnati non poco per raggiungere questi obiettivi in favore dei lavoratori. Adesso dobbiamo portare a compimento tutto questo percorso in modo che non venga licenziato nessuno. Cos'è che la preoccupa di più, segretario, in questa fase? Voi avete dato anche la notizia, ad esempio, della desertificazione bancaria, ci sono un sacco di sportelli bancari, soprattutto in provincia, che stanno chiudendo. Abbiamo queste crisi e sono punti produttivi importanti del territorio. Cos'è che la sta preoccupando di più oggi? Allora, a noi ciò che preoccupa ci stiamo rendendo conto che non siamo più attrattivi come una volta. Abbiamo capito che è tramontato la favola del ricco nord-est. Ci siamo resi conto che, io allargo all'intero Veneto, il nostro Veneto non è più attrattivo come prima, non è più attrattivo, ce ne rendiamo conto dal fatto che i prossimi anni in provincia di Treviso mancheranno circa 40.000 lavoratori, quindi non riusciamo a trarre le persone, i lavoratori, per coprire il bisogno che abbiamo. Questo perché? Perché non riusciamo a mettere in piedi una serie di servizi in favore di tutto questo, a cominciare dalla casa per chi dobbiamo ospitare, ai trasporti, alle infrastrutture e quant'altro. E la nostra preoccupazione è questa, perché questo fa sì che poi diminuiscono i residenti, molto più marcato per quel che è la mia responsabilità nella provincia di Belluno, un po' meno nella provincia di Treviso, ma anche a Treviso negli ultimi anni stiamo perdendo residenti, e questa mancanza fa sì che non riusciamo più, passatemi il termine, a far quadrare i conti, cioè la mancanza di residenti fa sì che le banche, nel nostro caso, pensino che servano meno, calcolano più che pensino, servano meno sportelli e quindi ne chiudono, specialmente nelle realtà più piccole, creando di fatto un danno non solo ai cittadini da qui comuni, ma io penso a tutte le persone che hanno bisogno di aiuto, quindi le persone fragili, le persone anziane che devono spostarsi da un comune all'altro. Ma questo è solo uno dei sintomi del fatto che non siamo più attrattivi. Quindi il vero investimento che dobbiamo fare è un'analisi forte del nostro territorio e riuscire a capire come possiamo ricominciare a trarre. Ricominciare a trarre, dobbiamo partire dal bisogno che ha il nostro mercato del lavoro e offrire poi tutti quei servizi affinché i lavoratori, quando parlo di lavoratori intendo tutti i settori, perché va dal pubblico al privato, possano dire sì, mi trasferisco in provincia di Belluno, in provincia di Treviso nel nostro caso, e trovo tutti quei servizi che mi permettano di crearmi una famiglia, quindi i servizi per gli asili nido e quant'altro, così come i servizi per il trasporto, per coloro che magari arrivano da altre regioni d'Italia e arrivano senza auto e devono spostarsi da un posto all'altro. Ecco, se riusciamo a fare questo, ridiamo vitalità al nostro territorio. Si riesce ad elevare la qualità del lavoro anche dei cittadini extracomunitari, no? Sono una variabile importante per il nostro territorio, voi l'avete detto da sempre, però c'è sempre un po' questo gap, no? Competenze di cui c'è bisogno, ad esempio in azienda, competenze che però queste persone non hanno. Secondo lei qual è l'anello che manca per riuscire a fare in modo che questa sia una catena davvero di valore? Entriamo qua nel tema della produttività, cioè noi dobbiamo assolutamente riuscire a far entrare nel mercato del lavoro delle persone formate. Quando noi parliamo a volte di flussi di accoglienza, flussi migratori, dobbiamo sempre partire dal presupposto che ci servono determinate persone, determinate tipologie di professionalità in alcuni settori. Quindi queste persone vanno prima formate, sia nei loro paesi d'origine, ma anche dovremo riuscire a farlo qua in Italia, per poterle poi collocare formate nel mondo del lavoro. E questo darebbe la possibilità naturalmente alle aziende in primis di avere una nuova produttività, che dovrebbe quindi creare nuova ricchezza per poi suddividerla tra gli attori.
Questo però va legato espressamente col tema casa, abitare, servizi di cui parlavo prima, perché alla fine torniamo sempre là, cioè noi non possiamo pensare di accogliere qualche decina di migliaia di lavoratori e poi non sapere dove vanno la notte a dormire. Chiaro. Quindi potremmo anche immaginare che diventi anche una responsabilità imprenditoriale, no, dell'impresa poter dare questo tipo di servizi ai propri lavoratori. Senza ombra di dubbio, in primis la responsabilità è proprio questa, ma io sto lanciando questo messaggio un po' a tutte le parti, che deve essere quello di sedersi attorno a un tavolo, imprenditori, sindacati, amministrazioni comunali, quindi tutta le istituzioni, la politica, perché abbiamo tantissimo in provincia di Treviso per quanto riguarda il nostro patrimonio edilizio che non è sfruttato, sia pubblico che privato. Quello pubblico ha bisogno magari di manutenzione e quant'altro, di riqualificazione, e questo potremmo farlo con le imprese, in un obiettivo comune poi di dare questi alloggi ai migranti. Nel contempo però abbiamo un tema, e qui abbiamo firmato anche un protocollo a livello provinciale, anzi di una serie di comuni a cui dovremo poi dare gamba, e cioè abbiamo molto mercato privato e le case non vengono date in affitto per una serie di problematiche che vanno dal fatto che il proprietario di casa pensa o ritiene o gli è già capitato che magari l'affitto non viene pagato regolarmente, dice non so che mi metto in casa. È un trend che anche noi abbiamo raccontato anche noi questo. E allora questo può essere ribaltato solo e esclusivamente appunto creando un fondo che dia garanzie e tutele anche a queste persone. Senta, in ultima battuta io vorrei davvero approfittare della sua presenza per capire come mai. Allora c'è uno sciopero che è stato proclamato per il 29 di novembre contro la manovra, proclamato da CGIL e UIL. La CISL questa volta ha fatto un passo indietro, perché? Allora, la CISL naturalmente ha valutato quel che è la situazione in questo momento della legge di bilancio. Una legge di bilancio che ha una spesa di circa 30 miliardi e di cui il 60% va per i lavoratori e per le famiglie, forse anche di più. Sulla legge di bilancio ci sono due risultati molto importanti che sono il frutto poi di continue richieste che la CISL ha fatto in questi mesi, che è il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, che veniva quasi dato per scontato, però io sottolineo che uno aveva una scadenza il 31 dicembre e se non entra, perché adesso si apre tutto l'iter parlamentare della legge di bilancio, e una delle robe che abbiamo deciso di fare come CISL è quella di essere presenti costantemente sui tavoli, sulle riunioni, cioè, in modo che non succeda che poi cambi qualcosa o ci perdiamo qualcosa, perché ancora non l'abbiamo conquistato al 100%. Però solo quelle due manovre per i lavoratori voleva dire avere in più o in meno in busta paga circa 140 euro netti al mese. E il pensiero che le buste paga dei lavoratori trevigiani a gennaio fosse di 140 euro in meno ci faceva venire i brividi. Con forza l'abbiamo chiesto in questi mesi, è previsto sulla legge, adesso vediamo l'iter, però naturalmente una legge che mi dà risposte a quello che abbiamo chiesto, a cui ancora naturalmente c'è da lavorare, c'è da migliorare vari aspetti e quant'altro, però senz'altro abbiamo ritenuto non fosse un risultato da premiare con uno sciopero, ma fosse da premiare dicendo va bene, stiamo sul tavolo e continuiamo a lavorare per portare a casa altre migliorie. Chiarissimo, insomma, lei dice no, noi dobbiamo esserci, no? Andare e scegliere una forma di protesta non ci garantisce il risultato, noi abbiamo in mente l'obiettivo e quindi scegliamo di restare. Grazie Francesco davvero per essere stato con noi. Francesco Orus, segretario generale della CISL Belluno Treviso, questo excursus un po' sul mondo del lavoro, la notizia della moltiplicazione delle ore di cassa integrazione, che è una notizia che in qualche modo ci fa tremare e ci chiede di riflettere su quello che sta accadendo, quindi davvero grazie per la sua presenza. Siamo in chiusura, dopo di noi cancellazione gratuita, la sitcom davvero da non perdere, e a seguire un documentario dal titolo Sopra la sabbia e sopra il mare. È tutto, grazie per essere stati con noi, l'informazione torna questa sera alle 19:30, arrivederci.